I colli orientali del Friuli Venezia Giulia rappresentano una zona vitivinicola di eccellenza e sono situati nella parte est della provincia di Udine. Si estendono su un territorio collinare che abbraccia oltre 15 comuni, caratterizzati da un microclima e da terreni composti da marne e arenarie molto adatti alla cultura della vite. Questa zona vanta una lunga tradizione vinicola che risale all'epoca romana e nel corso dei secoli ha saputo affinare le proprie tecniche di produzione, dando vita a vini di altissima qualità che hanno conquistato fama e prestigio a livello internazionale. L'abbazia di Rosazzo è un complesso monumentale immerso e parte dei colli orientali del Friuli. La sua chiesa, dedicata a San Pietro Apostolo, fu edificata tra il 1068 e il 1070, ma le origini dell'abbazia sono sconosciute perché non ci sono evidenze scritte. La tradizione vuole però che nell'anno 800 l'eremita Alemanno si insediasse in questi luoghi costruendo un modesto oratorio e una cella. Il suo esempio fu seguito da altri, tanto che l'oratorio successivamente diventò un monastero alla cui guida vennero chiamati i canonici regolari di Sant'Agostino. Verso il 1100 il monastero venne elevato al rango di abbazia grazie al patriarca Ulrico. Nei secoli successivi la vita dell'abbazia è stata parte della complessa storia di questi territori. Nelle note, ai piedi di questo video, troverete alcuni link che documentano questa storia e consentono ora di fare subito un salto dagli anni 1100 ai giorni nostri. Dopo i danni subiti con il terremoto del 1976, l'arcivescovo di Udine Alfredo Battisti incluse l'edificio nelle opere da ripristinare. La rinascita materiale e spirituale dell'abbazia si ispira al progetto Rosazzo, trasformandosi in un centro culturale, punto di incontro umanistico e sociale, aperto anche a convegni, seminari e mostre. L'abbazia è aperta tutti i giorni, ma per poter conoscere e visitarla nella sua completezza si consiglia di prenotare e concordare una visita guidata. Rosazzo è un luogo speciale perché è un'abbazia millenaria che nel corso del tempo, ma era anche importante la sala del capitolo dove la comunità si riuniva, si prendevano delle decisioni, si accoglieva. La chiesa di San Pietro Apostolo è in stile romanico a pianta rettangolare con 3 navate. La facciata presenta un rosone e il soffitto della navata centrale è costituito da una struttura con travi a vista. Ai lati del presbiterio sono presenti 2 cappelle. Nell'abside e nel presbiterio si possono ammirare gli affreschi di Francesco India. Raffigurano la trasfigurazione sul Monte Tabor, la chiamata di Pietro e di Andrea e la pesca miracolosa sul lago di Genesaret.
Nelle lunette del portico sono affrescati gli stemmi degli abati commendatari che si sono susseguiti nel corso dei secoli. Dal chiostro si accede alla sala capitolare, dove sui capitelli sono stati scolpiti gli stemmi delle casate che qui hanno svolto un ruolo importante. Al centro, una colonna monolitica in granito grigio sorregge un capitello a quattro facce, con altrettanti stemmi diversi fra loro. L'affresco raffigurante la crocifissione viene attribuito al pittore veronese Francesco India, che ha anche eseguito le decorazioni della chiesa. Lo spettacolo che è possibile ammirare durante la primavera non ha eguali. E se la giornata è soleggiata, dal belvedere dell'abbazia si può ammirare tutto il paesaggio circostante che spazia a est dalla Slovenia fino al Golfo di Trieste, a sud-est da Aquileia fino al mare Adriatico, a sud-ovest verso tutti i paesi della bassa pianura friulana. Il Sentiero delle Rose percorre il perimetro dell'abbazia e si compone di rose antiche e moderne. Il nome Rosazzo, proprio anche del vicino paese Corno di Rosazzo, deriva dalle rose selvatiche che crescevano in questa zona. Nel 1161 l'abbazia fu chiamata infatti Monasterium Rosarum, oggi Abbazia di Rosazzo.